vittoria della Pro Favara sul velluto contro l'Aspra non può che aggiungere ulteriore pressione. La Nissa in realtà non ne avrebbe bisogno prima della classe fin qui, con pieno merito. 9 vittorie e un pareggio in 10 partite, un bottino straordinario per gli uomini di Mister Terranova che partita dopo partita si stanno confermando la squadra da battere nel girone A d'eccellenza. Qualche problema di formazione per la trasferta di Fulgatore dettata dalle squalifiche di Galfano e Privitera e dagli infortuni di Agudiac e Barrera. Le scelte di mister Nicola Terranova allora ricadono sul solito Elezai tra i pali, di fronte a lui Rossi, Neri, Gamez e Pedigone, Pagano e Caccetta, e da allora a comporre il trittico in mediana tridente con Semenzin, Gueye ed Esposito. Dirige l'incontro il signor Luigi Canigatti di Agrigento, assistito da Francesco Cortese di Palermo ed Edoardo Pennisi di Catania. Passiamo al film dell'incontro grazie alle immagini a cura di Mario Carpinteri. Dopo 5 di gioco bianco-scudati di mister Terranova, subito in avanti con Gueye che parte decentrato a sinistra, scarico al centro per Pagano che si inventa un filtrante illuminante proprio per Gueye. Poco freddo davanti a Mistretta, è rimasta giù la bandierina del secondo assistente. Semenzin sfonda a destra al 12esimo sfruttando un 1-2, traversone al centro per Gueye che trova solo la faccia esterna del palo. In una ripartenza mortifera la Nissa spalanca un'autostrada di fronte a Gueye con questo pallone di Semenzin, scarta l'estremo difensore del Fulgatore, atterrato, indica il dischetto del calcio di rigore il signor Canigatti. Ineccepibile la decisione del fischietto agrigentino. Gueye va alla trasformazione, intuisce solamente Mistretta. Nissa in vantaggio, va a prendersi l'abbraccio dei propri tifosi l'attaccante di mister Terranova. 3 minuti più tardi Pedigone la passa ad Esposito, palla al centro, sbuca Semenzin alle spalle di tutti e 2-0 in 3 minuti. La Nissa mostra i muscoli a Fulgatore. 1-2 tremendo dei ragazzi di mister Nicola Terranova che mettono le cose in chiaro e si prendono anche gli applausi dell'amministratore delegato, figlio del presidente Luca Giovannone. Al giro di boa della prima frazione di gioco, corner per i biancoscudati, arriva un colpo di testa di Caccetta. Ottimo l'intervento dell'estremo difensore del Fulgatore che si rende pericoloso però alla mezz'ora con la sgroppata di Genna, cross sul quale non arriva Onuoa. Candela prova a chiudere con il mancino ma ancora Onuoa non trova l'appuntamento con la sfera. Fulgatore che chiude la prima frazione di gioco in avanti con un destro allo spigolo dell'area di rigore, neutralizzato senza patemi d'animo da Elezai. Finisce la prima frazione di gioco sul 2-0 per i nisseni. Le marcature di Gueye e Semenzin regalerebbero sin qui la 10ª vittoria in 11 partite agli biancoscudati. Al 50esimo ci prova Pagano da piazzato, scalda solamente i guantoni di Mistretta, pressione feroce gli attaccanti mister Terranova che poco prima all'ora di gioco reclamerebbero anche un rigore per atterramento di Mistretta ai danni di Esposito. Lascia correre il signor Canigatti. 2 minuti più tardi uscita in grande stile di fronte alla propria area di rigore da parte di Dall'Oro che lancia a rete Semenzin con un tracciante illuminante. Si alza la bandierina del primo assistente, prontamente smentito dal nostro rallenti. Inizia la girandola di cambi, finisce la partita di Esposito al 71esimo, inizia quella di Tripoli. 4 minuti più tardi tocca al Toro Agudiac in luogo di Gueye. Fulgatore che prova a rientrare in partita al 79esimo con Onuoa che penetra in area, intervento statuario da parte di Gamez a salvare in corner. Nel finale escono Bieto e Pedigone e Semenzin, entrano Magro, Ruano e Barrera. Non c'è più tempo a Fulgatore, la Nissa centra la 10ª vittoria in 11 uscite e risponde alla goleada del Pro Favara riprendendosi la vetta solitaria del girone A d'eccellenza e andando invece a prendersi gli applausi e gli abbracci dei propri tifosi giunti qui a Trapani. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima.